Buonasera a tutti, visto TV, speriamo che oggi non va per problema, questa trasmissione, che poi mi sono avvisato che non si intendeva, in parte non si è inteso e quindi vabbè, poi sul microfono non mi hanno dato problema, fino già ieri sera in una conferenza online, insomma, ha un problema tecnico della trasmissione, speriamo che oggi non succeda, mi pare della serie un addressato. Bene, diamo subito un'occhiata a Saida, come ti si presenta a Toie, e così presenta De Goi, che in questo caso ne va fatta una nuvè che passizzera, insomma, come già non bespruso, o che già nata, e quindi costava troppo di poco minuto fa, che te però ripresenta gli De Goi. Bene, oggi è mercoledì, 28 gradi temperatura massima, 27 minima, già cominciando a intendere sul brisco, coculato fino a Salduas e poi spalazzato da Salduas in poi. Crasa, Iovia, amo il 29 gradi, 1 grado pol de oggi, del massimo e del 8 di minima e chilo spalazzato per tutto la dia. Bene, sono stata già zappata questa scraes, questo manzano, chizzo, cioè vabbè verso già 9 insomma, una cosa gai, in piazza a Sproni, su di una panchina. Chi era già perdita la cramete a BCTV, tra il batterotto 78 che in tutto in banco 80 batter. Poi colamos al dia de autunno in Barbagia, Cortes Abertas, en così 7 vi manca Gallupacardiese, sono già preparando insomma, di sicurezza di essere una bella festa. Magari appena rapito questo disaccato sa rapina il suo ufficio postale. Andiamo un po' più a discusso, sradicano il postomat con la ruspa, nuovo colpo nel Nuorese ieri all'alba, un comando composto da almeno 6 persone ha assaltato il postomat dell'ufficio postale di Bitti, in piazza Fratelli Preiata, lungo corso Vittorio Veneto. I malviventi hanno utilizzato una ruspa per sradicare lo sportello automatico poi caricato su di un furgone prima della fuga. Il colpo è stato rapidissimo ma ha provocato danni gravi alla struttura. Il postomat è stato divelto dalla parete e parte dell'edificio ha subito pesanti danni. La ruspa impiegata per l'assalto è risultata rubata poche ore prima da un cantiere edile attivo in paese, è stata ritrovata abbandonata a circa 200 metri dalla piazza. Il bancomat era stato rifornito in vista del pagamento delle pensioni. Dalla cassa automatica hanno portato via una somma consistente. Il bottino ammonta a circa 80.000 euro. Restano dubbi sull'orario preciso dell'assalto. Un allarme alle poste risulta essere scattato intorno alle 4 del mattino, anche se alcuni testimoni avrebbero visto alle 7 e alle 7 il furgone e una Fiat appunto nera allontanarsi dal centro a tutta velocità. I carabinieri della compagnia di Bitti e il comando di Nuoro stanno passando al vaglio le indagini delle telecamere. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Riccardo Belfiori. Vabbè. Poca roba in questo giornale, colamo la satiro. Allora, andiamo la satira del giornale. No, non stiamo anche no, che non sta andata a finire. Un attimo che abbiamo a caccia alla banda del postomat, che abbiamo la fotografia in prima pagina. Bitti, assalto al postomat, il bottino è di 80.000 euro. Sono entrati in azione alle 4 del mattino con una ruspa dopo aver sventato il muro dell'edificio e sono dati alla fuga. Vabbè, la banda della ruspa ha colpito ancora ieri a Bitti, in pieno centro è stato preso d'assalto l'ufficio postale alle 4 del mattino, Manuel De Gai, sta a schimbe manco uno quarto, 80.000 euro. L'azione
si è consumata in una manciata di minuti. L'ufficio che si affaccia sulla via principale del paese, a pochi passi dalla chiesa di San Giorgio, pare che sia stato proprio il parroco ad allertare i carabinieri quando, oltre intorno alle 6:30, poco prima della messa, eh, dalla finestra della canonica ha visto il palazzo delle Poste sventrato. Ma dalla finestra della canonica non si vede. La chiamata a quel punto è stata immediata, anche se in ritardo rispetto al momento dell'assalto. Il sistema d'allarme collegato con l'ufficio centrale sicurezza delle poste infatti ha inviato un segnale intorno alle 4, ma non è escluso che il funzionamento sia stato interrotto proprio a causa della rottura dei cavi tranciati durante lo sfondamento del muro, motivo che spiegherebbe l'intervento delle forze dell'ordine quando ormai i banditi e soldi erano già al sicuro. Forse nel piano criminoso nulla è stato lasciato al caso. I carabinieri della compagnia di Bitti, coordinati dai colleghi del reparto operativo del comando provinciale di Nuoro, hanno fatto partire la caccia all'uomo. Va bene. Abbandonata dopo il colpo, poche centinaia di metri dall'ufficio postale, si cercano le tracce biologiche, residui di peli o capelli, segni qualsiasi cosa che possa eventualmente essere ricondotta agli autori del colpo. Lunedì era giornata di pensioni e non è escluso che si sia atteso proprio l'arrivo del denaro per poter entrare in azione. Il comando ha agito indisturbato. Era ancora buio quando la ruspa ha mirato allo sportello opposto, ma con un morso violento e se l'è portato via. Non si sa ancora se la refurtiva sia stata caricata subito su di un furgone guidato da un complice o se l'operazione sia stata completata in un secondo momento. Saranno le indagini della videosorveglianza a regalare i dettagli dell'assalto. Nessuno in paese sembra essersi accorto di nulla. Le case che si affacciano sullo spazio davanti alle poste sono disabitate. Per tutta la giornata sono stati organizzati posti di blocco, eccetera, eccetera. E va bene. Ieri il risveglio, intendiamo da Ciccolini, il risveglio per la comunità di Bitti è stato turbato da questo fatto, ha detto il sindaco Giuseppe Ciccolini. Episodi come questi non possono che colpire negativamente un paese laborioso. Condanniamo aspramente azioni come queste. Proprio a settembre ospitiamo eventi importanti. Richiamo ogni anno per centinaia di persone a comprendere che insomma può succedere, solde cortes a perdersa. Tornamos a Bizzi per un'altra questione, ex voto un tesoro in vetrina. Straordinaria mostra degli antichi monili nelle chiese del centro storico. Per l'esordio di Autunno in Barbagia esposti gli oggetti donati alla Madonna dell'Annunziata. Sabato e domenica prende il via a Bitti la 24esima edizione di Autunno in Barbagia, diventata un fenomeno popolare in cui 32 comuni della Barbagia fino a dicembre saranno coinvolti nella promozione del territorio coinvolto. Bitti segna l'esordio, eccetera, eccetera. Antichi gioielli. La mostra sarà inaugurata venerdì alle 18 nelle chiese della Madonna delle Grazie e di San Michele e rimarrà aperta fino al 10 settembre. L'iniziativa è dedicata ai monili ex voto donati nei secoli alla Madonna dell'Annunziata, custodita in un villaggio santuario. Villaggio santuario del 1500 a decine di chilometri dal paese, in direzione Lodè. Esposti centinaia di gioielli d'oro e preziosi, tavole dipinte, ricami, antichi rosari, amuletti e talismani. Uno straordinario viaggio in cui racconti, storie e leggende popolari si intrecciano con la vita privata, le gioie e i patimenti di una comunità.
un viaggio attraverso secoli di fede, curato dallo studioso Tino Basile e organizzato grazie al contributo del Comune di Bitti, al sostegno della Fondazione Sardegna e della provincia di Nuoro, frutto di un lavoro congiunto con le parrocchie e i comitati dei santuari dell'Annunziata e di Bonaria. Identità, dopo aver scritto decine di progetti e realizzato mostre in numerosi paesi della Sardegna, l'appuntamento di Bitti è un ritorno alle origini, dove tutto ha avuto inizio, spiega Basile, richiamando storie preziose di santi e demoni, dove i concetti di sacro e profano si intrecciano creando un sincretismo magico-religioso. Con grande soddisfazione, dopo 2 anni di intenso lavoro, l'amministrazione comunale aggiunge un altro appuntamento nel segno del rafforzamento della cultura identitaria, attraverso il racconto della fede mariana che contraddistingue il paese, dice Mario Sanna, consigliere delegato della cultura per il comune. Per il parroco Don Tottoni Cossu, esporre questi tesori significa creare un legame con la storia del passato, un modo per rendere le radici più forti, evitando di perdere l'identità. Va bene, una bella cosa. GEAS, viaggio di immagini, Remosino Lune, la fotografia come mezzo per raccontare un luogo, farsi ispirare ed emozionare, fermare nel tempo e nello spazio il frammento di un ricordo, altrimenti destinato a confondersi fra la bruma di altri, ma anche come cronaca che racconta eventi e luoghi attraverso il flusso delle immagini. Al racconto di un luogo è dedicato la mostra fotografica inaugurata dal CEAS Gardu Pintu di Orune, Miradas, Orune in Ocroneos, Orune raccontato dai suoi abitanti, è l'esito finale di un percorso formativo realizzato nell'ambito del bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, promosso dalla Regione. Bene, siamo contenti di Orune di questa bella iniziativa. Siamo già isti, anche abbiamo scolato. Andiamo da innanzi, Nuoro, incidenti mortali azzerati, le strade ora sono più sicure. Inversione di rotta in città, nessuna vittima in 2 anni. Ok, ne faccio un po' in squisita, grazie a Sasautovelox. Uda in corsa per il centrodestra, arriva l'investitura ufficiale, quindi in gara che Ciccolini, vestuva Uda Sinnicude Macumene. Ora subito la lista dei candidati consiglieri. Rifiuti lanciati dalle auto, il fenomeno sulla camionale e su strade provinciali e comunali. L'ANAS, puliamo ma è inutile. Basso, situazione peggiorata, cioè non se ne può più, collana che si abbusta in fuori del sportello e poi la lasciano andare su stradone. Miserabiles. Dermatite bovina, traguardo vicino, adesso si corre con le vaccinazioni. Quasi 150.000 su 283.000 i capi già vaccinati, quindi 150.000. Dati incoraggianti da Oristano, Sassari e Gallura. E tutti sono Novax che sono stemperati contro la vaccinazione del suo animale. IT e Haken come si ritirano in buon ordine. Allora, scudateci tanto, questo Manzano mi ha dato mai scusa, come te che ne sbagliare, sul giornale noi scrive scusateci tanto invece di scudateci, ma non ha letto l'articolo, l'articolo è da proprio di scudo a solo dipendenti pubblici, insomma, il governo ha partorito solo un pezzo del bambino. Per la sesta volta il Parlamento ha prorogato al 31 dicembre lo scudo erariale per amministratori e dipendenti pubblici,
che altrimenti fanno il meno possibile. Hanno il terrore di sbagliare e dover risarcire il danno. Lo scudo prevede il risarcimento all'ente da parte loro, cioè invece di essere reddito funzionario riparassente, per dolo o gravi omissioni, ma non per colpa grave. È una misura per risvegliare dal sonno dell'inazione la pubblica amministrazione. Chi non fa che nulla, appunto, timendo di sbagliare, deve già che il ricorso. Andiamo a Rainocche, i Giorgetti, tavolo sull'isola entro settembre. Giorgetti come stabilizzato che non deve ne 200 milioni di euro, la mancata compensazione, IRPEF 2025 per la Sardegna, 1 miliardo del totale mancante da compensazioni IRPEF 2025, 1,7 miliardi, entità complessiva dell'attuale vertenza entrate, cioè praticamente mancati trasferimenti all'Estato, cioè Baldinari metta chi manca e poi non arreta chi a Sasola non campamolo. Fuoco sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato. Tutti gli accordi con il governo del 2006 ad oggi, la vertenza entrate va avanti da 20 anni, dalla grande manifestazione a Roma del 1 dicembre 2025, quando circa 5.000 sardi marciarono nelle strade del centro per reclamare il rispetto degli accordi Stato-Regione sulle entrate per l'isola, ma di fatto è una petitoria che non è servita esattamente a nulla. Neurochirurgia a Sassari, stop alle urgenze, in servizi restano soltanto 2 medici. Da ieri il reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari non accoglie più urgenze dai pronto soccorso né di Sassari né di Alghero né di altre strutture di urgenza ed emergenza, con il conseguente trasferimento a Nuoro o a Cagliari. Lo denuncia l'ex consigliere regionale esponente della Lega, Michele Pais. Ciò che temevamo purtroppo è diventata realtà. Dopo un anno di appelli rimasti inascoltati, siamo arrivati al terzo licenziamento per disperazione di neurochirurghi, l'ultimo con decorrenza proprio dal 1 settembre, per carico di lavoro. Minacce, politica internazionale, le minacce di Israele all'Europa. L'esercito ebraico continua l'avanzata a Gaza, il governo punta alla Cisgiordania. Il ministro Ben-Gvir si arrende ad Hamas, finirà per sperimentare il terrore. Cioè praticamente questo Tel Aviv, il luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia riconoscerà uno Stato palestinese durante la riunione delle Nazioni Unite di settembre a New York, dopo diversi altri paesi occidentali, tra cui Canada e Gran Bretagna, hanno deciso di unirsi all'iniziativa, ultimo in ordine di tempo il Belgio. Il ministro degli esteri Maxime Prévost lo ha reso noto spiegando che la decisione è stata presa alla luce della tragedia umanitaria che si sta verificando a Gaza. Abbiamo dovuto prendere un provvedimento forte per aumentare la pressione sul governo israeliano e sui territori di Hamas, ha detto. Complimenti a sua Francia e a su Belgio e a su Canada. Diamo legittimità alla pace. Pastorale del turismo a Tortolì, un israeliano e un palestinese che hanno arraionato tra Israele. Si è seminata speranza ieri sera alla pastorale del turismo. Allora, volevo segnalare una partita di calcio che si giocherà venerdì 5 settembre a Budosò, tra il Cagliari e il Budosò, alle ore 16. Lo so che il momento non è opportuno dopo quello che è capitato, ma per chi
volesse andare a Budusò e vedere la partita. Bene, Ciriaco-Dui, Galu, grave danno al paese perché il servizio postomat di Poste Italiane, il bancomat e il Banco di Sardegna sono servizi che non devono sparire da Bitti, concordo in primo. Da Renzo Calzone, ma figurati se non lo rimettono. Sai quanti bancomat in Italia vengono rapinati? E vabbè, per sul Banco di Sardegna però calcolato mi pare che este più di un anno e mezzo prima di tornare a pondere. E vabbè, diamo quindi legittimità alla pace, cerca di speranza, un abbraccio fraterno tra il palestinese Azizi Abu Shara e l'israeliano Emaoz in ONU. Ha aperto la kermesse diocesana a testimoniare che la pace non è impossibile. Sono entrambi due attivisti pacifisti e imprenditori, entrambi con pesantissimi lutti alle spalle. Hanno sepolto i propri cari amici a causa di un conflitto che da 70 anni non ha fine, alimentato da odio e vendetta. Come possono un israeliano e un palestinese raggiungere la pace? Lo hanno raccontato ieri all'anfiteatro Caritas di fronte ad una platea gremita, emozionata e colpita. Nessuna sedia vuota, anzi l'organizzazione ha dovuto aggiungerne altre. Complimenti per questa iniziativa. Andiamo sempre in politica internazionale, sì all'Ucraina nell'UE, ma non nella NATO. Marianne, non si tanto ne ha narrato una. Stop ai soldati cinesi da utilizzare come forze di interposizione per la pace. Il presidente russo incontra a Pechino il premier slovacco Roberto Fico. Vabbè. 10 anni fa la tragedia del piccolo Alan Kurdi, ve lo lamentate, questo pizzinello imbolato si spiaggia, morto, mischinetto, il suo corpicino simbolo del dramma dei migranti. L'immagine del suo corpicino riverso sulla spiaggia di Bodrum in Turchia diventò il drammatico simbolo della tragedia del mare e dei migranti. Era il 2 settembre del 2015, esattamente 10 anni fa, quando quell'istantanea scattata dalla fotoreporter turca Niloufer Demir commosse il mondo e scatenò l'indignazione a livello globale. Alan Kurdi è rimasto l'immagine di una tragedia senza fine e con il suo nome è stata ribattezzata una nave dell'ONG tedesca SEA EIE, impegnata nei soccorsi di migranti nel Mediterraneo. Facciamo il dolo. Ais e a tutto il Rosatero. Le vittime del terremoto salgono a 1400, le moriranno dell'Afghanistan, Prischiria Solucursu, a Spina, si scava tra le macerie e primi aiuti internazionali. Ancora una forte scossa in Afghanistan, mentre si continua a scavare tra le macerie delle case distrutte dal terremoto di magnitudo 6 che ha colpito domenica notte la regione montagnosa orientale al confine con il Pakistan e il numero delle vittime ha già superato i 1400 persone. Gli afghani non riescono a trovare pace e dopo più di 24 ore dal terremoto nelle province di Nagar, Kunar e Lagman un nuovo potente sisma di magnitudo 5,2 ha fatto tremare la stessa zona. Meno male Bakar su corso internazionale che sta arrivando. Allora, non sono state ancora superate le difficoltà riscontrate dai soccorritori immediatamente dopo il terremoto che hanno avuto problemi a raggiungere i villaggi in montagna a causa di frane, mentre l'UE ha dichiarato che sta inviando 130 tonnellate di rifornimenti di emergenza ed erogherà 1 milione di euro per aiutare le vittime. Il Regno Unito ha annunciato che stanzierà 1 milione di sterline per la popolazione, assicurando che non finirà ai talebani che Bespuru Curso. Prove di un nuovo ordine mondiale, gli USA narrano uno scenario preoccupante.
Timor in Occidente per la dimostrazione di unità tra Russia e Cina. E questa è la pagina che è scapitata in occa, però è necessaria della Lega, e questa riguarda Sardegna, ricorso al TAR per le elezioni provinciali. Ghisu contesta il meccanismo di voto. L'ex amministratore eleggibili anche i consiglieri degli enti commissariati. Non mi risulta, ma comunque mi torna alla Lega sa legge. Le elezioni provinciali di secondo livello di fine mese sono oggetto di ricorso al TAR, che verrà trattato dai giudici amministrativi nell'udienza di domani. A proporlo l'ex amministratore straordinario della provincia di Oristano dallo scorso settembre, Battista Ghisu. Nel ricorso, in sostanza, si contesta il fatto che nella precedente legge di 9 anni fa si consentiva agli ex consiglieri provinciali degli enti poi commissariati di partecipare come candidati ed elettori alle elezioni di secondo livello. Allora, la legge se la deve leggere bene questo tipo, Noel De Gaia assolutamente, infatti sul TAR a rigettare su ricorso, por quale motivo? Los elettori de sos comunes commissariato sono elettori, cioè los consiglieri sono elettori ma non eleggibili, sono eleggibili solo questi che sono a più di 180 giorni da essa decadenza. E siccome questi sono già decaduti non sono eleggibili. E poi devono votare che rappresentano una parte della popolazione, cioè praticamente sono elezioni del secondo livello, però di fatto è una rappresentanza del suo corpo elettorale, e quindi un comune scommissariato e questo lo consiglieri non fanno a votare, e scommente che non sia andato a votare tutto questa ida. Casaida è andata a votare tramite delega a sus consiglieri comunali, che devono essere eletti in proporzione a sus pareres espressos da esso cittadino. Cioè, praticamente sono di secondo livello, ma rappresentano il primo livello. Quindi, questo è che forse in mente se la Lega del bene, la legge Battista Ghisu, caso consiglieri che sono del comune scommissariato possono votare, ma non sono eleggibili. Non sono eleggibili nel manco los consiglieri in carica che hanno spacco di 180 giorni. Da che 8 mesi, scusate, da che 8 mesi, ha più sbagliato io, non da che 8 mesi, aspetta. Come mi sono dimenticato, non è da che 8 mesi, da che 8 mesi vuol dire un anno. E vabbè, no, ovviamente sul limite come in teste, ma poi mi torna alla Lega sa legge, comunque questo non sono eleggibili, che ormai non rientrano in questo limite, cioè praticamente devono restare in carica, nessun alteranno, insomma, devono restare in carica. Chi non resta in carica un alteranno non è eleggibile. In questo terminiamo il ritengo al de oggi. Poi vi fai questa cosa adesso mese, se non mi ammento bene come testa questa cosa, il mese su indiese, comunque sia deve essere minimo, ecco, forse è che deve avere almeno da che 8 mesi, deve restare in carica da che 8 mesi e può essere eleggibile. Bene, terminiamo in a ritenovela de oggi e nos damos torna appuntamento a casa, ponemos la musichetta che tocca da attivare. E a me sul video e di buon a tutto da Bizzi TV. Adioso e mezzo a crash.